Milia vattusha trotta prosa di si sposu sto garco l'hanno subisu sto garco l'hanno subisu sto garco imbara con la cotta imbara con la cotta su. Che giornata di sole, oh. Non è manco freddo. Ben trovati. Sono tornato al Gosolo. Oggi è domenica. C'ho il passo accelerato perché oggi con degli amici del Gosolo andiamo a San Mugheo, andiamo a vedere il carnevale. E prima andiamo a mangiare un agriturismo, non mi ricordo, si chiama Tavello forse, una cosa del genere. C'ho appuntamento alle 10. Poi Marco è svizzero, è preciso, Siamo arrivati a San Mugheo e ora andiamo all'agriturismo, che rimane fuori però da poi. Se il Mogenno si vede dal mattino, che oggi c'è stata sfilata di carnevale con le maschere sarde, intanto stanno già arrivati i pullman. Oggi, che è pure una bella giornata di sole, ma sai che casino che ci sarà? Guarda che macchine, e dopo parcheggeremo, veniamo dall'agriturismo penso. Come fai? Dai? Guarda che fila. Siamo da Lino, l'agriturismo da Lino. È una bella struttura, pure bella grossa. Guarda che roba, qui già cerca di far parcheggiare meglio le macchine. E poi c'è Marco, c'è Minnia. Bella, bella, si prospetta una gran bella giornata oggi. Mi avvisa il rumore. C'ha due sale così grandi e poi la stessa grandezza della sala ce l'ha all'esterno. Mi ha detto che riescono a coprire fino a 400 coperti, e la bellezza della cosa è che tu arrivi e già c'è tutto sul tavolo, già siamo pronti per mangiare praticamente. Comoda. Qui è una ruota che gira continua. Poi ci hanno portato i ravioli con formaggio. Ma questi sono torgalesi? Sono i ravioli dei torgali? Poi io non so, io poi faccio una carrellata perché io che sto sempre da solo, giro sempre da solo, oggi non sto da solo. E oggi, adesso in questo momento io rischio la denuncia, perché io oggi sto in una grande compagnia. Loro sono tutti orgolesi, anche tu Veronica sei orgolese, capito? Io agli orgolesi, perché non solo Maria Lucia, detta Minnia, che fa il pane più buono a Orgosolo, mi fanno a casa sua e mi fa la mangiare, ma mi portano pure a mangiare fuori. Come fai
fai a non voler bene all'orgoglioso? Come fai? Ho approfittato, ho preso una pausa, di una boccata d'aria perché se no stai seduto là al macello, stai sempre a mangiare. Mangi e bevi, mangi e bevi, mangi e bevi. Ah, il macello. E poi ero curioso di venire a vedere. Questo è il forno. Guarda che struttura. Perché in Sardegna tutte mangi il maialino che gli date? C'è pure la testa, oh! Chi sa mangia la testa, Marco? Come non mangi niente? Perché non mangi? Ah, Marco! Siamo fuori. Perché quella da me non fa, non ce n'è un qua. Siamo quasi pronti per la sfilata. Mickey Leo! Ti sporcano la faccia di nero, però non sono l'origine delle maschere. Di tutte le maschere che sfileranno. Oddio mio, di tutte le maschere che sfileranno. Mickey Leo! Roba da matti! Sono fottuto!
Marco Bulgari e la mammogliata puoi vederli al museo. Questa che arriva era quella che ha desiderato di più, le maschere di Ottana. La signora che viene è quella che il filo si rompe su Filontana, bravo, su Filontana, sì. Qui davanti alla maschera di su Filontana.
Questa che passa adesso è una maschera di Bosa. Cantano le bambole. Questa qui è la maschera e gatto. Le maschere hanno sfilato, il sole pure se n'è andato. Noi andiamo verso la piazza, vediamo se stanno facendo qualcosa, perché se ci sarà il delirio di gente. Ma è finito? La sfilata penso di sì, la sfilata delle maschere sì. E adesso vediamo un pochettino, a Genova è stata meravigliosa. No, questo è piano. Gente, e chi c'ha la casa lo
spettacolo se l'è goduto dal balcone di casa. Questi sono eventi straordinari proprio. Io devo sperare che non mi perdo i ragazzi, perché altrimenti alla fine no, è stata una gran bella esperienza. Spero che il video venga bene, spero che il video vi piaccia. Commentatelo, commentate queste maschere e iscrivetevi, che andiamo avanti così.